Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Si comincia con una prova per i puledri di 2 anni. L'1 Lilibet del Sile Francesco Virzì, 2 Let It Be Gar Lorenzo Baldi, 3 Landcom Edoardo Baldi, 4 Liberty Gams Alberto Garruto, 5 La Luna e il Lupo Bigi, VP dell'Annunziata, 6 Lorenzo Gall Salvatore Valentino. Con cautela Lorenzo Gall. Partiti con veloce Let It Be Gar che prova a contenere Lancome e La Luna e il Lupo Bigi. Si imbocca la prima curva con Let It Be Gar al comando. Lancome che galoppa nel tentativo di convergere alla corda, sbaglia anche Liberty Gams. Numero 3 Lancome squalificato. 200 metri iniziali in 15 con al comando Let It Be Gar, in seconda posizione Lilibet del Sile, in terza La Luna e il Lupo Bigi, gli altri o distanti o squalificati. 400 metri iniziali in 37. E così continua nel suo percorso d'avanguardia Lorenzo Baldi, in salchi alla qualitativa figlia di Father Patrick e della classica Rosemary Gar. E viene al passaggio sotto alle tribune in vantaggio dopo 600 metri passati in un comunque buon 46,7, visto che sono fatti completamente da sé per la debuttante. 800 metri iniziali in 1,26 sul piede dell'1,18,2. Let It Be Gar continua in vantaggio, alle sue spalle sempre Lilibet del Sile, in terza posizione La Luna e il Lupo Bigi. Sulla curva di destra Let It Be Gar continua in vantaggio, aumenta leggermente la cadenza, alle sue spalle continua Lilibet del Sile, che è una figlia di Trolley e Lola Mar, mentre in terza posizione prova ora ad intensificare un po' le palate La Luna e il Lupo Bigi, una figlia di Tuono Blue Rex, che sembra volersi affacciare quando siamo a 400 dal palo. 14,8 di là, parziale deciso da parte di Lorenzo Baldi, che guadagna terreno importante nei confronti dei rivali. Let It Be Gar con una quindicina di metri su Lilibet del Sile, La Luna e il Lupo Bigi che vanno a lottare per la seconda piazza. Let It Be Gar si mantiene in netto vantaggio e viene a vincere al debutto in bello stile, mentre per il secondo posto sul traguardo La Luna e il Lupo Bigi batte Lilibet del Sile. Lorenzo Baldi, che è anche allenatore della figlia di Father Patrick, di proprietà della Rory's Horses, 1,17,3 con 1 minuto e 8 decimi per gli ultimi 800 metri di corsa. Debutto comodo ma ben fatto da parte di Let It Be Gar e Lorenzo Baldi.